Il Natale arriva nella struttura penitenziaria di Agrigento, a portarlo il sindaco Micichè e l'assessore Lala. Mentre si aspetta l'ufficialità sulle disposizioni previste dal governo per le festività, già da questo fine settimana i controlli saranno rigidissimi. Picchiano e derubano gli altri ospiti dei centri d'accoglienza e poi aggrediscono le forze dell'ordine, gli autisti degli autobus, scie di reati e continuano ad arrivare con gli sbarchi fantasma e a scappare. Forestali faranno il Natale senza ricevere 2 stipendi, i dipendenti di Girgenti Acque rischiano il lavoro. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'amministrazione comunale di Agrigento porta il Natale all'interno della casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Contrada Petruso. Il sindaco Franco Micichè e l'assessore Roberta Lala all'interno della struttura penitenziaria portano 550 panettoni. Ad accoglierli il direttore Renato Persico. Il nostro direttore Arturo Cantella. Visita stamani del sindaco di Agrigento, dottor Micichè, e dell'assessore Roberta Lala alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo a Petrusa per la donazione di panettoni ai detenuti, un momento anche per lo scambio di auguri tra l'amministrazione penitenziaria e quella comunale, alla presenza anche del nuovo direttore della casa circondariale di Agrigento, Renato Persico, accompagnato dalla dottoressa Rosa Maria Miraglia dell'ufficio UE per reclusione penale esterna e del comandante della polizia penitenziaria Giuseppe Lofaro. Sindaco, una visita oggi qui al carcere Petrusa in occasione delle festività natalizie. Sì, abbiamo deciso stamattina, io assieme alla mia giunta, e ho con me l'assessore Lara, di venire a trovare qui i detenuti, qui una visita al carcere doverosa, specialmente in questo periodo di festività di Natale e festività naturalmente che qui dentro non si possono godere come si possono godere fuori. Quindi mi è sembrato doveroso a noi, nell'intera giunta, di fare anche un dono a tutti i detenuti, il Pandoro, che verrà distribuito pure a loro e alle famiglie. Si parla anche di un protocollo d'intesa a divenire su alcune iniziative tra il carcere e l'amministrazione comunale? Sì, sicuramente ci saranno anche dei detenuti che potranno usufruire di una semi-libertà per poter espletare i lavori socialmente utili anche per il comune di Agrigento. Quindi faremo un protocollo d'intesa al più presto e inizieremo subito i lavori. Io ringrazio l'amministrazione comunale che sin da subito ha dimostrato una grandissima sensibilità per questa realtà penitenziaria, mettendosi a disposizione per tutte le esigenze che possono ricadere sul territorio, rispetto al territorio, e noi speriamo, siamo molto fiduciosi di poter avviare un impiego, diciamo, nel più breve tempo possibile, un impiego dei detenuti sul territorio in maniera tale da far sì che i detenuti non siano soltanto un carico per la società, ma anche una risorsa e che possano fare qualcosa di utile per il territorio. E per il resto, diciamo, il periodo è segnato da questa emergenza sanitaria e quindi questo si assomma alle difficoltà che già dell'istituto, e quindi speriamo di poter, diciamo, con un lavoro di rete attraverso il lavoro con il Comune, con il UEPE e con le altre agenzie del territorio, di poter superare questo difficile momento. Ecco, lei, diciamo, è all'esordio, qui è da poco come nuovo direttore del carcere, un po' che ambiente ha trovato, un suo giudizio su questi primi giorni? Si tratta di rimboccarsi le maniche e lavorare. Un momento difficile, come lei diceva poco fa. Sì, un momento difficile che noi, diciamo, cerchiamo di superare con un lavoro di rete, un lavoro di una collaborazione istituzionale dovuta, e speriamo, come dire, di lasciarcelo il presto possibile alle spalle. In un momento così difficile abbiamo voluto donare questo panettone come simbolo in un momento di solitudine, di far capire che l'amministrazione c'è per chi vive delle difficoltà. Cercheremo di fare un protocollo d'intesa con i detenuti che hanno reati minori, ovviamente, per i lavori di pubblica utilità, e magari anche dei progetti con le donne, al femminile, con le donne detenute. Questo segnale oggi qual è stato qui? Cosa avete portato? La presenza, volevamo portare un dono come simbolo che noi ci siamo e che il Natale è anche qua.
Sicuramente l'iniziativa è pregevole anche perché dimostra anche una vicinanza alle persone che in questo particolare momento hanno anche un vuoto dal punto di vista affettivo proprio con i familiari, per cui è un momento veramente difficile, oltre che per noi che siamo in uno stato di libertà, soprattutto per loro perché hanno quest'ulteriore aggravio. Quindi benvengano iniziative, la presenza del Comune all'interno dell'istituto penitenziario sicuramente è un valore aggiunto, perché significa che la collettività, la comunità è vicina al disagio che si può vivere all'interno di un istituto penitenziario. Noi come ufficio di esecuzione penale esterna siamo sempre al fianco del carcere proprio per creare anche una situazione di benessere tra i detenuti e quindi continueremo su questa scia. Ha parlato di un accordo, un protocollo d'intesa che si andrà a stabilire? Sì, sicuramente è un'attività, è un servizio che noi intendiamo offrire proprio per sviluppare all'interno già di una situazione detentiva, quindi tra i soggetti detenuti, la possibilità di usufruire di un collegamento con l'esterno e avviare anche un percorso di legalità con l'inserimento di soggetti detenuti all'esterno, quindi con la collaborazione del Comune, in attività di lavori di pubblica utilità che rappresentano anche, se non una forma prettamente risarcitoria, una forma di restituzione che il reo fa nei confronti della comunità. Il governo sta mettendo a punto il provvedimento che conterrà le regole e le restrizioni per le prossime festività natalizie. Non c'è ancora chiarezza, ma solo tanta amarezza. Ci sono i servizi di Lello Casesa e Eugenio Cairone. Vediamoli. Sarà oggi alle ore 18 la giornata decisiva per stabilire le linee del governo sulle modalità da adottare per le feste di Natale e contrastare l'avanzare del virus che continua purtroppo a mietere vittime nel Paese. Una giornata nella quale il Presidente del Consiglio, unitamente ai ministri competenti, dovranno decidere sul da farsi. Due sono le linee, quella più rigorista con una chiusura totale dal 22 dicembre fino all'Epifania, chiusura di negozi, bar, ristoranti e zona rossa, cioè non si potrà muovere da casa, e feste solitarie, e l'altra più morbida e possibilista con restrizioni più leggere come negozi aperti e ristoranti fino ad un certo orario ed un minimo di apertura per pranzi e cene in famiglie. Sarà la linea sull'andamento epidemiologico a comandare nella strategia del governo ed infatti una delle regioni maggiormente colpite, il Veneto, ha già disposto con decreto la stretta sull'intero territorio, chiusura dei confini comunali dopo le ore 14 dal 19 dicembre fino al 6 gennaio, precisa il governatore Zaia. Uno dei ministri più rigoristi, Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, ha già dichiarato: dobbiamo fare delle scelte per tutelare i più fragili e gli anziani a costo di sfiorare l'impopolarità. Dovremmo passare il Natale ognuno a casa propria. È evidente che stiamo andando verso restrizioni nel periodo delle festività. Se qualcuno ipotizza feste, cenoni e assembramenti sbaglia di grosso. Punire tutti per non aver saputo fronteggiare la stupidaggine di coloro che, malgrado i divieti e le raccomandazioni, hanno continuato a non curarsi dei rischi. Allora bisogna proprio punire tutti gli italiani per dire no al vomitevole affollamento delle città nello scorso weekend. Il governo sta riflettendo, ma la stretta ci sarà, perché gli esperti dicono che è necessaria. Aggiungiamo che dovrebbe essere sempre necessaria, però servono autorità capaci di intervenire e stroncare gli abusi, cosa che non si è fatta se non con qualche multa che non ha scoraggiato nessuno. Da qui il bisogno di adottare altre misure più forti, senza arrivare a Natale però, misure idonee e fermezza assoluta, dimostrando di saperci fare con l'ordine pubblico e le emergenze, ma dimostrarlo sempre nei momenti che servono. Andiamo verso una zona rossa nazionale, ma lo sapremo solo nel tardo pomeriggio, quando il governo giallo-rosso renderà ufficiale quello che la stampa si è quasi ostinata ad elencare in questi giorni. Le chiusure e i blocchi peseranno soprattutto per chi il rispetto per le regole lo ha sempre avuto, ma la linea del rigore non fa sconti e ci sarà da ringraziare così gli idioti
ovvero i tanti italiani senza cervello. Non ci resta che aspettare questo pomeriggio e lo facciamo con l'ansia che si tocca con mano. Questo è il weekend della tolleranza zero. Prima che scatti la zona rossa, già da oggi le forze dell'ordine vigilano sugli spostamenti anche relativi ai viaggi per il rientro a casa, ma ci sono controlli massicci nel reprimere qualsiasi tipo di assembramento e sul coprifuoco. Lello Casesa. Allerta massima e controlli su tutto il territorio sono stati decisi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica anche e soprattutto per gli spostamenti. Come scrive oggi Repubblica, bisognerà fare attenzione prima di partire in auto. Nessun problema se a spostarsi sono conviventi e nuclei familiari. Problematico sarà invece lo spostamento in auto e il rientro verso casa da parte di studenti lavoratori, pendolari che sperano di poter riabbracciare i loro cari durante le feste di Natale risparmiando sulle costose spese di viaggio aereo. Ad aspettarli nelle stazioni ferroviarie, nei caselli e nelle autostrade ci saranno migliaia di forze dell'ordine pronti a compiere il loro dovere e nel caso ad adottare sanzioni e multe salatissime. Si calcola che a spostarsi sulle strade in auto nel weekend saranno tra i 500.000 e 700.000 persone. L'abitacolo di una vettura per ore con finestrini chiusi può essere un pericoloso luogo di contagio. Per questo la Polizia Stradale ha messo a punto un dispositivo di controlli ai caselli autostradali in tutti gli snodi della viabilità all'ingresso e all'uscita delle città. Anche i treni in partenza da Torino, Milano e Roma verso il sud fanno registrare il tutto esaurito da giorni e nonostante i viaggi in accopienza dimezzata garantendo il distanziamento, decine di migliaia di persone si affolleranno sui binari e le forze dell'ordine cercheranno di veicolare il flusso. Sarà l'ultimo weekend dell'anno per la Movidas e come annunciato dal 24 al 27 e dal 31 al 3 gennaio l'Italia sarà tutta zona rossa. Il popolo della Movida alle ultime ore per ritrovarsi nei luoghi più in vista. Controlli rigidissimi e mirati sono già stati decisi per evitare assembramenti, stazionamenti fuori dai locali, clienti seduti ai tavoli in numero superiore ai 4 consentiti dall'ultimo DPCM. Sabato e domenica saranno gli ultimi 2 giorni festivi e prefestivi dell'anno in cui si potrà concedere un pranzo al ristorante, una colazione tra amici seduti ai tavolini del bar, una gita fuori porta per un pranzo in agriturismo. E le prenotazioni ad oggi sono in continuo aumento. Treni, aumento dei biglietti sotto l'albero. Vediamo. Impennata dei prezzi sui treni durante il periodo delle festività finisce sotto la lente dell'antitrust. L'Authority non ha aperto una vera e propria procedura contro i principali operatori del settore, Trenitalia e NTV, ma ha chiesto alle due compagnie di fornire maggiori informazioni sulle offerte di collegamento e sulle politiche tariffarie adottate nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, durante il quale aumentano le richieste di trasporto. Trenitalia e NTV dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali. Al fine, scrive l'antitrust, di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta. L'anno scorso, evidenzia in una nota l'Osservatorio Nazionale e Federconsumatori, abbiamo segnalato come nel periodo delle festività natalizie i biglietti di alcune tratte avessero registrato un aumento anche del 144%. Le tratte maggiormente penalizzate sono quelle verso il sud. In Sicilia, scrive Federconsumatori, il rincaro dei biglietti ferroviari a lunga percorrenza è un problema ancor più sentito perché combacia puntualmente con quello dei biglietti aerei. L'aereo infatti è l'unico concorrente reale al treno su tratte da Palermo, Trapani e Catania alle città del centro e nord Italia in caso di viaggi con andata e ritorno in pochi giorni. Quest'anno i rincari sono solo parzialmente giustificati dalle misure anti-Covid che costringono a tagliare posti su treni e aerei, commenta il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, ma sappiamo tutti che il problema esiste da ben prima della pandemia, è arrivato il momento di affrontarlo e risolverlo anche con appositi interventi normativi affinché quando potremo tornare a viaggiare normalmente noi siciliani non saremo ulteriormente penalizzati.
Definite le modalità di preadesione del personale sanitario e il target di popolazione da sottoporre al vaccino anti-Covid, l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Orleans a Palermo, ha illustrato alcuni dettagli della prima fase della campagna che partirà il prossimo gennaio. Vediamo. Sapete anche che noi abbiamo indicato 31 aree di stoccaggio in Sicilia, che aderiremo al bando che la Protezione Civile ha pubblicato in questi giorni per medici e infermieri per la fase delle vaccinazioni. Ovviamente è una fase in cui questa esigenza ci sarà più avanti, quando ci si estenderà alla popolazione over 80 e poi via via negli ulteriori mesi alla popolazione che nei diversi ulteriori target è individuata nel piano nazionale della vaccinazione. Cosa è importante? E perché io mi sono permesso di disturbarvi, oltre che per dare queste indicazioni sull'andamento epidemiologico e sul piano vaccinale? Perché da oggi alle ore 18 sarà operativo sul sito siciliacoronavirus.it una sezione dedicata a tutto il personale sanitario siciliano. Noi abbiamo bisogno di chiedere a tutti che effettuino la registrazione come pre-adesione alla volontà di vaccinarsi. Il mio auspicio è che il numero più ampio possibile di operatori sanitari voglia accettare di sottoporsi alla vaccinazione. Ringrazio tutti coloro che vorranno farlo e che nelle prossime 24 ore si registreranno sul sito, perché da parte del governo centrale, ed è una decisione molto condivisibile, c'è una pressante richiesta di avere contezza di quale sarà il grado di adesione alla vaccinazione, con due obiettivi. Il primo, quello di comprendere quale sarà lo spirito positivo che si vorrà mettere in campo per aderire alla esigenza di vaccinarsi per il coronavirus. Poi ovviamente perché, avendo già a disposizione una prima consegna da parte di Pfizer, ove ci dovessero essere dosi che avanzano, la nostra regione, esattamente come tutte le altre, vorrà iniziare ad anticipare i soggetti che vengono a seguire e quindi partire dalla popolazione anziana che non si trova in una residenza sanitaria assistita ma che ha gli stessi diritti e le stesse necessità di poter essere sottoposta a vaccinazione. E quindi abbiamo bisogno di effettuare una raccolta dei dati con una stima il più aderente possibile. Alcune altre regioni italiane registrano un'adesione altalenante. Ci sono regioni dove il personale sanitario aderisce al 50%, ci sono state regioni, fatalmente le più colpite, dove l'adesione ha superato l'80%. Io devo chiedere, e sono grato perché so che questo mio appello verrà raccolto nella maniera più libera possibile, visto che questa è una pre-registrazione, che il personale siciliano che è stato all'altezza di questa sfida, probabilmente molto meglio di noi che lo rappresentiamo, comprenda che quanto più sarà alta l'adesione da parte del personale della sanità siciliana, quanto più forte sarà il messaggio che arriverà ai cittadini siciliani per essere anch'essi sottoposti alla vaccinazione. Se ci dovesse essere una bassa adesione da parte del personale sanitario, quello che inevitabilmente emergerebbe è un grado di preoccupazione anche da parte della comunità cittadina. E di fronte a questa crescente preoccupazione, il rischio concreto potrebbe essere quello di essere sottoposti ad una bassa vaccinazione. Io penso che il ruolo fondamentale lo svolgiate anche voi. Vi ringrazio perché la vostra presenza vuol dire molto, soprattutto perché la sfida vera sarà quella di far comprendere in maniera trasparente quanto possa essere importante in questa fase in modo particolare sottoporsi alla vaccinazione.
Alcuni magrebini ospiti del centro d'accoglienza di Siculiana erano stati puntati da un gruppetto di subsahariani che li picchiava con bastone e con dei jeans bagnati e arrotolati. I responsabili sono stati portati al carcere minorile di Palermo. Vediamo. Minacciandoli e picchiandoli con un bastone o con dei jeans bagnati e arrotolati, si facevano consegnare i soldi del pocket money, ma anche sigarette, vestiti, cibo e cellulari. Telefonini che venivano restituiti solo in cambio di soldi. Sono state giornate d'inferno quelle trascorse all'interno del centro d'accoglienza Villa Sicania di Siculiana per alcuni magrebini che erano stati puntati da un gruppetto di subsahariani. 2, una ragazza di 15 anni e un ragazzo di 16, sono stati sottoposti dalla polizia a fermo e ieri sera sono stati portati al Malaspina di Palermo. Sono accusati di rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione, percosse, violenza privata ed atti persecutori, continuati ed in concorso. I 2 minorenni fermati nella struttura di Villa Sicania sono arrivati lo scorso 12 novembre. Poco dopo, assieme ad altri che però rientrano fra coloro che lunedì pomeriggio sono riusciti a fuggire, avrebbero iniziato, stando all'accusa, a perseguitare i magrebini, che all'inizio hanno accettato e subito in silenzio. Poi però in 4 non ce l'hanno più fatta, riponendo tutta la loro fiducia nella polizia, hanno denunciato tutto. Dell'attività investigativa si sono occupati i poliziotti del commissariato frontiera di Porto Empedocle, coordinati dal vice questore aggiunto Chiara Sciarrabba. Attività investigativa che ha portato una risposta concreta, il fermo, visto il concreto pericolo di fuga, nonché di reiterazione dei reati. Allora, noi quindi una volta raccolte le denunce di questi soggetti ci siamo intanto assicurati di individuare chi fossero i responsabili, sottoponendo i denuncianti ad individuazione fotografica, e tutti sono stati molto sicuri e molto decisi nell'individuare tra le varie foto che noi abbiamo mostrato loro di ospiti del centro quelli che loro ci hanno indicato come i colpevoli delle condotte che ci riferivano. Detto questo, ovviamente noi avevamo intanto un'urgenza dovuta al fatto che i primi 2 di questi denuncianti, che erano 2 minorenni di nazionalità tunisina, il giorno stesso che hanno sporto denuncia presso il nostro commissariato erano già predisposti per essere trasferiti, avendo finito il periodo di quarantena, in una struttura fuori dalla provincia di Agrigento. E quindi noi ovviamente avevamo necessità di cristallizzare il più possibile quanto loro ci avessero riferito per consentirci di portare avanti l'attività. Quindi ovviamente ci siamo premurati il più velocemente possibile di creare un album fotografico, di verificare chi fossero le persone che potessero far parte della banda e quindi accertarci intanto che purtroppo in realtà appunto 7 su 9 di questi soggetti in realtà si erano allontanati proprio nel pomeriggio precedente. Dopodiché quindi abbiamo poi sentito, abbiamo preso le denunce degli altri 2, di cui tra l'altro uno era un maggiorenne invece di nazionalità marocchina, che hanno sostanzialmente raccontato episodi molto simili a quelli dei primi 2 ragazzi, quindi sostanzialmente diciamo che le condotte erano tendenzialmente simili, chi magari non tutti erano stati prelevati dalla propria stanza, però tutti comunque avevano subito dei pestaggi, avevano ricevuto delle percosse, erano stati minacciati comunque di non dire nulla per evitare ulteriori ritorsioni, erano stati privati appunto di cibo, di indumenti. Addirittura uno dei denuncianti raccontava che per lui tutta questa situazione era cominciata addirittura prima che questo gruppo arrivasse al centro di Villa Sicania, perché il gruppo di aguzzini era arrivato il 12 di novembre e anche una delle vittime era arrivata contestualmente a loro, quindi si trovava insieme a loro all'hotspot di Lampedusa e anche lì sostanzialmente avrebbe cominciato a subire alcuni di questi soprusi e di questi comportamenti. Racconta per esempio che anche sul traghetto, sulla nave, sarebbe stato privato del suo sacchetto, della sua razione di cibo, e quindi avrebbe fatto il viaggio non avendo la possibilità di mangiare alcunché. Detto questo, quindi appunto, l'esigenza era quella di assicurarsi intanto, come dicevo prima, che questi ragazzi non portassero ad ulteriori, che non si riorganizzassero, sostanzialmente essendo rimasti solo in 2, che non potessero trovare altri ragazzi con cui continuare con questo tipo di comportamenti, ed evitare anche assicurarli alla giustizia rapidamente prima che potessero seguire il resto del gruppo e far perdere anche loro le proprie tracce. Quindi per questo motivo abbiamo proceduto velocemente col fermo di indiziato di delitto, proprio per sottrarre anche le loro vittime ad ulteriori tipi di ripercussioni, perché c'è anche da mettere in conto la paura che questi ragazzi ci hanno manifestato nel momento in cui hanno sporto denuncia, sapendo che sarebbero ritornati al centro. Ovviamente
loro temevano che in qualche modo i due cugini avrebbero potuto subodorare che loro erano venuti presso i nostri uffici, che stavano parlando con qualcuno di quello che avveniva, e quindi diciamo che contestualmente abbiamo provveduto a portar via questi due ragazzi e condurli all'istituto penitenziario minorile di Caltanissetta. Un barcone con a bordo un'ottantina di migranti è stato intercettato al largo di Porto Empedocle. Il gruppo di extracomunitari trasportato su 2 motovedette della Guardia Costiera e una della Guardia di Finanza è stato condotto al molo e poi trasferito nella tentostruttura sul porto. I migranti sono stati sottoposti alle ordinarie procedure di identificazione e fotosegnalamento prima di essere trasferiti nel Trapanese, in un centro d'accoglienza dove effettuare la quarantena anti-Covid. Una donna incinta è stata condotta al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento, ma si sono registrati momenti di tensione durante il trasferimento dei migranti. Ieri sera, mentre l'autobus li stava conducendo nella struttura a Trapani, è scoppiata una rivolta all'altezza di Cattolica Eraclea. Alcuni migranti hanno prima aggredito l'autista del pullman, costringendolo a fermare la marcia, e poi sono fuggiti dal mezzo dopo aver travolto uno dei carabinieri in servizio nelle attività di scorta. Una decina di loro è riuscita a fuggire, gli altri sono stati intercettati nelle campagne circostanti. Sbarco di migranti a Torre di Gaffe, questa è la segnalazione giunta alla Capitaneria di Porto. Questa mattina alcuni migranti trasportati forse da un'imbarcazione madre avrebbero raggiunto la costa tra Licata e Palma di Montechiaro. Sul posto le forze dell'ordine, che però non hanno ritrovato alcun barchino. In corso le operazioni di ricerca di possibili migranti che hanno raggiunto la terraferma. Rapina al distributore di carburante. Arrestati 2 canicattinesi. I poliziotti sono interessati soprattutto a comprendere se facessero parte della banda che ha seminato il terrore in queste settimane nel comprensorio di Canicattì. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nella giornata di ieri in Canicattì la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato Alessio Taibi, nato a Caltanissetta, residente a Canicattì del 93, e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Giampiero Lo Giudice, nato in Svizzera e residente anch'egli a Canicattì, resisi responsabili in concorso dei reati di duplice rapina aggravata, danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, a lesioni personali. In particolare, per via di una segnalazione di rapina giunta presso il commissariato di Canicattì, condotto da Cesare Castelli, commessa da 2 giovani travisati, di cui uno armato di pistola ai danni di un impianto di distributore di carburanti sito lungo la strada statale 122. Il personale del predetto ufficio di pubblica sicurezza veniva così tempestivamente inviato sul posto. I poliziotti in servizio di controllo del territorio effettuavano un percorso alternativo alla strada statale 122, noto per essere stato utilizzato dai rapinatori quale via di fuga dagli autori di altre rapine ai danni del medesimo e di altri impianti di distribuzione carburante. L'intuizione degli agenti della Polizia di Stato si rivelava proficua, poiché in una strada sterrata della contrada Vecchiadama riuscivano così a intercettare un furgone di colore bianco con cui i rapinatori si erano allontanati subito dopo la rapina. In detto evento il personale operante riconosceva perfettamente il conducente del veicolo del Giampiero Lo Giudice, riuscendo ad annotare la targa che certificava la proprietà del veicolo al predetto. La pattuglia, nonostante i danni subiti al veicolo di servizio, si metteva subito all'inseguimento del furgone per le vie di campagna e raggiungeva così il mezzo, trovandolo abbandonato dai malviventi in quanto danneggiato dall'urto con un'autovettura che in quel momento si trovava ferma sulla carreggiata. I rapinatori, non potendo proseguire la fuga col predetto furgone, mediante violenza sul proprietario della macchina precedente, un anziano signore di Canicattì che riportava lesioni traumatiche, si appropriavano della citata autovettura scappando. I malviventi venivano tempestivamente rintracciati, nascosto nei pressi di un consolare di campagna, identificato il sopra indicato Taibi è tratto in arresto. Il personale dell'ufficio di pubblica sicurezza di Canicattì, unitamente a quello della squadra mobile, si poneva quindi alla ricerca in tutto il territorio comunale di Giampiero Lo Giudice. Purtroppo, come ho detto in conferenza stampa, abbiamo registrato un notevole incremento dei fenomeni delittuosi, in particolare delle rapine. Però l'attenzione è alta, l'attenzione investigativa di questi uffici, la scuola mobile, il commissariato, della questura di Agrigento è altissima su questo fenomeno, e proprio il bel risultato dimostra che
raggiungiamo degli obiettivi e arrestiamo in flagranza reato questi soggetti che ahimè sono dediti a questi reati e che potrebbero procurano tanto allarme sociale nella popolazione. L'arresto è stato a quanto movimentato? Assolutamente, purtroppo è stato a quanto movimentato, hanno commesso ben 2 rapine, perché non solo quella al distributore carburanti, ma poi durante la fuga si sono impossessati con la forza, picchiando selvaggiamente un povero anziano e togliendogli l'autovettura per permettere un'ulteriore fuga, in quanto il loro mezzo, che era un furgone, si era guastato. E quindi hanno commesso la rapina, hanno commesso il reato di resistenza pubblico ufficiale agli agenti, speronando l'autovettura e provocando delle lesioni anche a uno degli agenti. Insomma, è stato alquanto movimentata, però fortunatamente ha avuto un bel successo, e ricordo che uno dei rapinatori si era dato alla fuga, non è stato acciuffato dopo diverse ore, ma è stato portato in carcere. Dove l'ha fatto la rapina? È un distributore di carburanti lungo la SS 122. Canicattì e tutto l'Interland ormai sono interessati da queste continue irruzioni di rapine. Potrebbero esserci dei legami con il fatto di ieri? Beh, ancora è presto, certamente ci sarà uno sviluppo dell'attività investigativa proprio per vedere se questi soggetti sono collegati alle numerose rapine che sono state commesse sia a Canicattì ma anche nei paesi vicini. Vi ricordo Ravanusa, Campobello, Licata, Sommatino, Riesi, e potremmo avere ulteriori sviluppi della vicenda. C'è stato il grande intuito dei ragazzi della Volante, i quali non si sono recati appresa la notizia della rapina, non si sono recati subito sul posto della rapina, ma hanno preso delle trazzere, delle strade di campagna, di una contrada di campagna di Canicattì, dove solitamente viene utilizzata come via di fuga dai rapinatori, e hanno avuto la prontezza di intercettare il furgone utilizzato dai rapinatori, dove è nato questo inseguimento incredibile, concluso con la fuga e con l'arresto immediato di uno dei soggetti. L'altro, come abbiamo detto, l'abbiamo trovato in un tetto nel centro storico, che cercava di tentare la fuga, ma è stato prontamente arrestato dalla scuola mobile e dal commissariato di polizia. Prosegue la testimonianza del vicequestore Roberto Cilona, capo della DIA, Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, nell'ambito del processo ordinario scaturito dalla maxi inchiesta Kerkent, che si sta celebrando davanti i giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento. L'operazione, eseguita dalla DIA di Agrigento nel marzo dello scorso anno, portò alla luce la scalata del boss Antonio Massimino al vertice della famiglia mafiosa locale, nonché la creazione di una vera e propria holding della droga. Il vicequestore è il primo dei testi dell'accusa. Sul banco degli imputati in questo filone siedono Pasquale Capraro, 28 anni, Angelo Cardella, 48, Francesco Luparello, 46, Saverio Matragna, 42 anni, Gabriele Micciche, 29, Calogero Trupia, 34, Angelo Iacono Quarantino, 28 anni. 25 invece gli imputati del processo, che segue il rito abbreviato e si concluderà nelle prossime settimane. Le accuse a vario titolo sono associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento mediante incendio. Ancora mafia, arrestato nuovamente Giuseppe Costa, già scontato 20 anni di reclusione per il sequestro e l'uccisione del figlio di 12 anni del pentito Mario Santo Di Matteo. C'è il servizio. Nuovo blitz antimafia, carabinieri del comando provinciale di Trapani ed il personale della direzione investigativa antimafia in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della locale DDA hanno arrestato Giuseppe Costa per associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto appartenente a Cosa Nostra, unitamente ad altre persone già condannate o sospette ad altri procedimenti penali, tra cui Francesco Virga, Pietro Virga, Francesco Peralta, Antonino Buzzitta e Giuseppe Piccione, arrestati dai carabinieri di Trapani con l'operazione Scrigno messa a punto nel marzo dello scorso anno. Gli operanti alle prime luci dell'alba hanno perquisito anche l'abitazione del Costa in località Purgatorio di Custonaci nel Trapanese, ove lo stesso aveva realizzato la muratura, la cella dove era stato segregato il piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Mario Santo, poi barbaramente ucciso
ucciso e sciolto nell'acido. Il Costa, come si legge nella sentenza definitiva di condanna, tutte le mattine si presentava puntuale nella casa prigione chiedendo ai carcerieri quali generi alimentari gradissero. Provvedendo al loro acquisto, fu testimone dell'arrivo del piccolo Di Matteo che giunse a purgatorio chiuso nel portabagaglie incappucciato, il Costa recluso per il suo ruolo in uno dei più efferati delitti della storia di Cosa Nostra, secondo la strategia decisa dai Corleonesi e dallo stesso Matteo Messina Denaro durante la lunga detenzione del 1997 al febbraio 2007. Ha ricevuto il sostegno economico del sodalizio mafioso senza mai collaborare con gli inquirenti. Subito dopo la scarcerazione ha rinsaldato le sue relazioni con i vertici dei mandamenti di Trapani e Mazzara del Vallo per l'aggiudicazione di appalti, le speculazioni immobiliari, la risoluzione di dissidi tra privati, le attività intimidatorie e il riparto di proventi di denaro ricavati da attività illecite. Il Costa ha anche partecipato alla mobilitazione mafiosa per le elezioni regionali dell'autunno del 2017, in quanto le famiglie mafiose di Trapani e Marsala si erano interessate al procacciamento di voti, in particolare in favore della candidata poi non eletta Ivan Ferrera, arrestata con l'operazione Scrigno. Le attività investigative hanno inoltre permesso di appurare che il Costa aveva assunto il ruolo di controllore e tutore degli interessi di Cosa Nostra nella Calcestruzzi Barone SRL di San Vitolo Capo, risultata sotto l'influenza mafiosa delle famiglie Virga e Mazzara, ditta a cui era stato richiesto di fornire una parte dei proventi per l'organizzazione mafiosa, anche con effetto retroattivo relativo al ventennio di detenzione del Costa. Costa era attivo anche nelle operazioni di recupero crediti per conto dell'esponente mafioso trapanese Antonino Buzzita. Il GUP del Tribunale di Palermo, Claudia Rosini, ha disposto la condanna a 5 anni di reclusione dell'ex consigliere comunale di Licata Giuseppe Scozzari per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, condanna che è stata addirittura più pesante rispetto alla richiesta avanzata dall'accusa, 4 anni e 8 mesi, rappresentata dal sostituto procuratore della DDA di Palermo Claudio Camilleri. Scozzari, dipendente dell'ASP di Agrigento ed ex consigliere comunale, fu arrestato nell'ambito della maxi operazione assedio eseguita dai carabinieri della compagnia di Licata guidati dal capitano Francesco Lucarelli. Secondo l'accusa, Scozzari si sarebbe messo a disposizione del boss Angelo Chipinti garantendogli corsie preferenziali all'interno dell'ospedale di Licata. In particolare avrebbe dato un contributo consapevole e volontario al rafforzamento dell'organizzazione Cosa Nostra, ricevendone in cambio l'appoggio elettorale necessario. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Nuovo piano d'ambito del settore idrico con un significativo taglio dei lavoratori in servizio. I sindacati di CGIL, Cisle Will, Buscemi, Gallo e Acquisto, in una nota inviata al Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento, Francesca Valenti, e per conoscenza al Prefetto, hanno chiesto un incontro urgente alla presenza anche delle organizzazioni di categoria gas, acqua e metalmeccanico per chiarire diversi punti che hanno dichiarato lo stato di agitazione. Il taglio delle risorse umane, dicono i sindacati, oltre ad avere ovviamente un impatto sui livelli occupazionali, avrà un impatto sulle garanzie e qualità del servizio che subirà un notevole peggioramento. Niente stipendio per i forestali, ci risiamo ad alzare la voce e ancora una volta il sindacato dei lavoratori. I forestali non hanno percepito la mensilità di novembre e dicembre, niente stipendio, dunque per 350 famiglie ad intervenire la CGIL. Il governo Musumeci continua, dice il sindacato, a mortificare questi lavoratori. Saranno delle festività tristi, quelle di circa 350 famiglie dei lavoratori forestali impegnati nell'ufficio per il territorio della provincia di Agrigento. Adesso ci spostiamo a Comitini. Il nostro direttore Arturo Cantella ha intervistato il primo cittadino Nino Contino. Vediamo. Sindaco, ecco, siamo in prossimità delle feste di Natale, un Natale che sicuramente è molto diverso dai soliti Natali che tra l'altro si organizzavano, anche il vostro comune organizzava parecchie iniziative. Questo momento di Covid come
si sta vivendo e come si vivranno queste feste qui a Comitini? È un momento complesso, difficile, si attendono in ogni caso notizie definitive da parte della Regione, dal Presidente della Regione, ma anche del Presidente del Consiglio. Sarà un Natale completamente diverso da vivere in famiglia, e sicuramente ci sarà una privazione, almeno per quanto riguarda quelle che sono le tradizioni natalizie. Per quanto riguarda Comitini, diciamo che fortunatamente le attività culturali e ricreative noi le concentriamo in estate, nel periodo natalizio manteniamo quello che ogni anno facciamo, che sono un po' le luminarie, e eventualmente anche le novene e la presenza dei soliti personaggi natalizi che alletteranno un po' per le strade con i canti natalizi, quindi non andiamo oltre. Quindi noi fortunatamente quest'anno non abbiamo predisposto concerti o attività di grande richiamo. Purtroppo diciamo che quello che sta succedendo nella loro difficoltà ci potrà forse aiutare a superare questa fase. Ci saranno altri Natali, ci saranno altri Capodanno, quello che conta in questo momento è limitare gli assemblamenti, evitare che possano aumentare i contagi e quindi far sì che i ricoveri possano diminuire e aiutare notevolmente gli ospedali che sono veramente intasati di persone contagiate. Ecco, lei è anche un sindaco e anche medico, cosa ne pensa di questi vaccini e della campagna che si avvierà con l'anno nuovo? Guardi, devo dire con molta sincerità e onestà, non ho ancora molta cognizione, non ho le idee chiare, perché è una mia convinzione, perché al fattore sanitario, al fattore del bene pubblico a volte si associano i fattori economici. Quindi non ho conoscenza sulla validità dei vaccini, che sicuramente non saranno validi al 100%, nessun virologo e nessun scienziato ci può dire ad oggi se il vaccino è in grado di mantenere l'immunità, quando durerà l'immunità e se una persona che ha contratto il virus manterrà l'immunità a vita. Quindi non siamo a conoscenza, non sappiamo la validità del vaccino, sappiamo solo che ci sarà possibilità di vaccinare un certo numero di persone, che saranno poi le persone che ci indicheranno il Ministero della Sanità, quindi saranno i sanitari, saranno le persone che sono più esposte. Sulla validità del vaccino ho dei dubbi, come dei dubbi sull'eventuale effetti collaterali. Quindi saremo qua a vedere, vedremo le indicazioni che il Ministero darà a noi medici e ai sanitari. Il Comune di Agrigento è in moto per ripristinare piccole cose che stanno rendendo la città normale, mentre ad esempio si tappano le buche di via Manzoni, c'è un po' di impazienza per la vicina via Dante. Carmelo Lentini. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e la sua amministrazione in questi giorni ha avviato dei lavori di diserbamento in ogni angolo della città, provvedendo anche a tappare le strade cittadine onde evitare incidenti. In via Dante in particolare da qualche tempo sono comparse delle vere e proprie trappole sia per i pedoni che per i ciclomotori, con quest'ultimi costretti a frenare di botto per evitare gli avvallamenti del mando stradale. In passato si è registrata anche qualche caduta accidentale, ma fortunatamente tutto si è risolto con un grande spavento. Adesso i residenti della via Dante gridano a gran voce l'intervento del comune per ovviare prontamente a questi problemi. Un altro problema che priva le importanti arterie di importanti posteggi è la lunga recinzione che persiste da anni. A dire il vero, dopo anni di burocrazia erano stati appaltati ed iniziati i lavori di recupero, ma sono subentrate delle inaspettate novità. Durante i lavori di consolidamento del muraglione tra via Dante e via dell'Annunziata, dietro ad una parete in tufo è stata trovata una cavità, i cui resti fanno pensare che si trattasse di una grande fornace medievale destinata alla produzione di ceramica da mensa. Il problema è che da qualche tempo sono stati fermati i lavori, avviati dopo anni di burocrazia in attesa dei dovuti accorgimenti espletati dalle Ferrovie dello Stato in collaborazione con la Soprintendenza dei Beni Culturali per garantire la conservazione del ritrovamento. Adesso si apprende che tra le varie ipotesi si ipotizza una copertura in vetro per renderne visibili i resti in prospettiva di uno scavo futuro. Io credo nell'amore, grandi emozioni all'evento organizzato dal Centro Ascolto Antiviolenza di San Giovanni Gemini. Eugenio Cairone. Una violenza senza fine, quella sulle donne, e meno male che esistono sul territorio persone e strutture che aiutano a frenare l'odioso fenomeno. Anche a San Giovanni Gemini esiste un centro di ascolto antiviolenza.
Vi fanno parte Chiara Mustazzo, Evelyn Lupo, Deborah Taibbi, Rosalinda Maggio, Maria Stella Filippone, Donatella Miceli, Jessica Traina, Viviana Saccomanno, tutte coordinate da Maria Concetta Ciulla. Nei giorni scorsi la prima grande iniziativa del centro con l'evento Io credo nell'amore, per ricordare le donne vittime di violenza, tra cui le sangiovannesi Concetta Traina e Angelina Reina, e la ragazza di Favara, Lorena 40, è stato illuminato un albero con i nomi delle tante vittime. Presenti all'appuntamento le autorità locali con i sindaci di San Giovanni Gemini e Cammarata e la partecipazione dell'artista Stefano Cairone con il figlio Nicolò. And so this is Christmas. I hope you have fun. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.